We are with the young people of Gaza. We are with the young people of Ukraine. With those of every land bloodied by war. Un mondo di pace è possibile, siamo con i ragazzi di Gaza e dell'Ucraina. Il messaggio di Papa Leone nella messa che suggella il giubileo dei giovani a Tor Vergata è di quelli che non si dimenticano. Tantissimi ragazzi, oltre 1 milione a suggellare una settimana di emozione e preghiera, in migliaia dal Veneto, con l'entusiasmo e l'energia di chi vuole condividere l'esperienza dello stare insieme. Sono stati giorni di riflessione e di festa, sempre con il pensiero a chi questa serenità non può viverla. Chiedo che voi portiate un saluto anche a tanti giovani che non hanno potuto venire a stare qui con noi. In tanti paesi dove era impossibile uscire, ci sono posti dove i giovani non hanno potuto per le ragioni che conosciamo. Portate questa gioia, questo entusiasmo a tutto il mondo. Voi siete sale della terra, luce del mondo, e portate questo saluto a tutti i vostri amici, a tutti i giovani che hanno bisogno di un messaggio di speranza. Grazie di nuovo a tutti voi. Buon viaggio! Solo qualche ora prima, nella veglia, l'appello di Papa Leone ai giovani: fate il mondo più umano. Il futuro nelle mani di una generazione che non vuole conflitti e che in questi giorni ha assaporato momenti speciali e indimenticabili. E nel viaggio di ritorno non si smette di cantare. L'entusiasmo è stato sempre questo che potete vedere e sentire. Sono giovani che ci chiedono di essere coerenti, di essere adulti che credono in loro e permettono loro anche di costruire un mondo diverso, e questa forse è la sfida più grande che ci sta senza mai stancarsi. Una fede che è stata intervallata da canti di ogni genere, balli, scherzi, risate, abbracci e anche tanta preghiera.